Buonasera e benvenuti al Palarigopiano di Pescara. Sta iniziando Acqua e Sapone Unigross Camedosson, la sesta giornata del girone di ritorno. Appena fischiato l'inizio da parte degli arbitri Galante di Ancona. Attenzione qui a Schiocchetti, sinistro dell'ex. Alla prima palla utile del match. Dicevamo arbitrano Galante di Ancona, Marangi di Brindisi, Crono Gerardi di Pescara. Seguiamo questo angolo della Came prima di leggere le formazioni. L'altro ex Bertoni dalla distanza, rimpallato. La Camedosson, attenzione qui Coco, non c'è taglio di Dudu. Camedosson, formazione rimaneggiata, Pietrangelo, Ditano, Azzalin, Ugherani, Giuliato, Juanfran, Japa Vieira, Bertoni, Azzoni, Crippi, Schiocchet, Daniel Ramos, allenatore Silvio Rocha. Sono 12 giocatori trevigiani con Ugherani e soprattutto Azzoni in panchina per onor di firma, ancora reduci dagli acciacchi subiti con la nazionale italiana. Due gli ex, Murillo Schiocchet e Edgar Bertoni, uno degli artefici dello scudetto della Coppa Italia del 2018. Andiamo ancora allora a leggere ora quella dell'Acqua e Sapone con Mammarella, Patricelli, Liviero, Murillo, Jesulito, Ghiman, Bella, Fior, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Nicolò, Di Roscia e Dudu, allenatore Bellarte. Manca nell'Acqua e Sapone Unigross Fabrizio Calderolli, squalificato per una giornata dopo l'espulsione dell'ultimo turno, sempre qui al Palarigopiano. E manca ancora anche Fabigno, che dal suo arrivo a fine dicembre all'Acqua e Sapone non ha ancora disputato una gara ufficiale con la maglia nerazzurra. Sta recuperando da una lesione muscolare che ha subito nella prima parte di stagione con la maglia della Color Max Pescara. Ormai quasi terminato il lavoro di recupero post infortunio assieme allo staff sanitario, al prof Aiello. Proprio prima della partita si è allenato a parte. Potrebbe essere tra i convocati domenica prossima nel big match del Palanino Pizza tra Ital Service Pesaro e Acqua e Sapone Unigross. Torniamo allora in diretta. Qui c'è la giocata di Grippi, questa sera capitano, perché sono squalificati anche Belsito per somma di ammonizioni e Igor, che è stato espulso nella gara contro il Latina vinta dalla Camedosson per 5-4. Una Camedosson di Silvio Rocha, che qui c'è il primo fallo della partita, Murillo su Japa Vieira. La squadra di Silvio Rocha, abbiamo detto, ha vinto le prime 4 nelle prime 5 giornate di ritorno, quindi una media importante, con un meritato, finora meritatissimo, quarto posto in classifica. Vieira, Schiocchet, Murillo Schiocchet 2014-2015. Qui Ghi, attenzione, il rasoterra di Ghi, Lorenzo Pietrangelo esce in ginocchio davanti al pivo dell'Acqua e Sapone, salva la Came. Palla lunga ancora per Ghi, che calcia una botta tremenda di destro, ribattuta da Edgar Bertoni. Comincia a farsi notare l'Acqua e Sapone nella metà campo dei Veneti. Dicevamo, Schiocchet, anche lui un titolo con la maglia dell'Acqua e Sapone, la Supercoppa Italiana 2014-2015. Qui fallo di Japa su Dudu, un fallo a testa per entrambe le squadre. Sono passati 2 minuti di questa partita. Schiocchet anche a segno nella finale della Supercoppa Italiana a Bassano del Grappa tra la Luparense e l'Acqua e Sapone Unigross. All'epoca Luparense allenata da Alessio Musti, l'attuale CT della nazionale italiana, e invece l'Acqua e Sapone è allenata proprio da Massimiliano Bellarte, che è tornato quest'estate dopo l'esperienza di Perez. Dudu, calcio di punizione, rasoterra di destro, la palla filtra ma poi viene recuperata da Pietrangelo. Attenti qui a Japa che scappa via, si allunga poi il pallone, Mammarella esce, lo anticipa, ricomincia l'Acqua e Sapone con Coco Wellington, palla a scavalcare la difesa per Ghi, che non ci arriva in tempo. Coco Wellington, Edgar Bertoni, un lungo abbraccio e anche una foto a ricordo prima di iniziare la partita. Hanno giocato insieme praticamente per 10 anni qui in Italia, prima con la leggendaria Marca Futsal, poi con il Caos, una
indimenticabile finale scudetto, poi con la Luparense e poi con l'Acqua e Sapone Unigross. Hanno vinto ovunque. Attenti a Jonas Pinto. Ecco Coco, un gran recupero palla su Schiocchetto, 3 contro 1. Coco sfonda centralmente, prova a superare Pietrangelo che fa una gran parata, poi Jonas, lo scavino, Pietrangelo, doppia parata. Il portiere abruzzese della Camedosson sente aria di casa e si esalta. Grande intervento di Pietrangelo su Coco Wellington. Ancora l'Acqua e Sapone. Ghi che spunta al limite dell'area, recupera la palla la Cam, poi Bertoni troppo lungo per Grippi. Subito protagonista Lorenzo Pietrangelo che in questo palazzetto, qui Ghi di testa, la spizzata sulla palla di Jonas. Molto interessante in questo palazzetto, diciamo, Pietrangelo con il Pescara, diventato un grande protagonista della Serie A di futsal italiana e ora titolare nella Camedosson e anche nel giro già della nazionale italiana. Ghi, Coco, la scivolata di Giapa, Coco all'indietro per Ghi, Ghi la suolata e poi il destro, ancora Pietrangelo para, poi Jonas recupera palla, Coco Wellington, Giapa capisce tutto, salva i suoi, si gioca a viso aperto, ritmi molto alti, senza grandi calcoli, e comincia già a essere divertente la serata per il pubblico del Palarigopiano che lentamente al fischio d'inizio poi si è fatto numeroso col solito gruppetto dei tifosi della curva, tra virgolette, dell'Acqua e Sapone Unigross, proprio di fronte alla nostra postazione. Jesulito in campo adesso per Ghi, tenta il suo numero al limite dell'area, Murato, qui Avellino recupera palla, poi prova a cambiare il campo per Jonas che capisce tutto, attenti al lungo pallonetto, Marella fuori dai pali ma la palla non trova lo specchio della porta. Con Luciano Avellino imposta per Jonas, Jesulito non trova Murillo, in campo per la Cam ora Daniel Ramos, portoghese, pivot mancino del 1988, è arrivato a dicembre proprio dai lusitani del Viseu 2001, giocatore che ha girato l'Europa, giocato in Repubblica Ceca, in Romania, grande fisicità. Qui bella palla di Jonas che non filtra, una delle novità del campionato italiano, Daniel Ramos col numero 99. Avellino, Jesulito, il sinistro di Jesulito, Pietrangelo e la traversa in società salvano la Came, palla che rimbalza sulla linea e torna in campo. Questa è la prima vera grande occasione della partita che arriva dopo 4 minuti e mezzo. La traversa di Jesulito, qui Murillo va giù, non c'è fallo, parte veloce la Came, Schiocchet, Murillo recupera buttando la palla in angolo, dice ha toccato per ultimo l'avversario, invece Marangi di Brindisi dice di no. Angolo per la Came, all'indietro, qui una gran botta di destro di Grippi, sporcata da Mammarella sopra la traversa, di nuovo angolo per la Came, 5 minuti e 7 secondi sono già andati via. All'indietro ancora per Grippi, è pronto ad entrare Gabriele Ugherani, uno degli acquisti estivi, cui Jonas regala un'altra palla ferma in attacco alla Came. Andrà a battere Juan Fran, numero 10, 1999, spagnolo arrivato dalla cantera del Barcellona, giocava con la seconda squadra del Barça nella Serie A2, la seconda liga spagnola. Prima volta in Italia anche per Juan Fran. Avellino, Jesulito col tacco per Avellino.
Entrato in campo Douglas Nicolodi per la squadra di Bellarte col numero 21, ecco che tocca il primo pallone, scambia qui ancora con Jesulito, i due vanno nello stretto, Jesulito tunnel, Jonas ci arriva in ritardo ma applaude il compagno, poteva essere una grande occasione. E qui in campo Ugherani, quindi che è in grado di giocare per la fortuna dei tifosi della Came, di Silvio Rocha, numero 8, giocatore che è entrato già nel giro della nazionale italiana, esploso nel Lido di Ostia nelle serie inferiori, ma la partita di andata lo ricorderanno bene i giocatori dell'Acqua e Sapone. Mister Bellarte è stato in assoluto il mattatore, segnando anche 2 gol. Torna in campo Dudu, fuori Jonas nella squadra di Bellarte, Nicolodi e Jesulito, di nuovo i due scambiano, Jesulito prova a centrarsi sul sinistro, poi la palla per Avellino, Avellino tra le gambe di Ramos, poi in spaccata Pietrangelo, pericolo di nuovo per la Came, poi Dudu che va a anticipare Juan Fran. Sei minuti e 3 secondi già giocati, attenti al classico tentativo di Bertoni di calciare al volo. Jesulito, giocata rischiosa ma spettacolare, leggermente lunga per Avellino, per poco non riusciva a mettere Avellino davanti alla porta. Allora ancora Bertoni, tra l'altro curiosità, ovviamente non ne abbiamo parlato ma ormai abbastanza nota nell'ambiente del futsal, Edgar Bertoni è lo zio di William Rocha che siede in panchina nell'Acqua e Sapone Unigross col numero 25, quindi zio contro nipote, una sfida che si rinnova, ma i due con la maglia dell'Acqua e Sapone hanno anche giocato insieme nella stagione 2017-2018, iniziata con Ricci e poi terminata con Perez. Dudu all'indietro per Avellino, Jesulito di nuovo scambio con Dudu, ma è il difensore numero 30 a mettere il pallone fuori per ultimo, quindi la rimessa è dei veneti, la batterà Juan Fran vicino alla propria area di rigore, vicino gioca a Bertoni, Avellino di testa anticipa Giappa, poi prova a rimetterla, si fa un passaggio da solo ma Giappa recupera il pallone, poi serve proprio Ugherani, Ugherani col destro, Mammarella mani aperte, 7 minuti e 10 secondi, pericolo per l'Acqua e Sapone, sempre Ugherani il pericolo per Mammarella. Qui va giù Dudu, toccato da Bertoni, Galante fa segno di una piccola spinta. C'è time out, pausa anche per noi, time out chiesto da Bellarte. Si torna in diretta, la rimessa era per l'Acqua e Sapone Unigross, Jesulito, Nicolodi, centralmente Nicolodi, Giappa
alle spalle, gli tocca il pallone, fa ripartire la Kame, Juanfran sulla sinistra proprio per Giapa che difende il pallone dalla pressione di Dudu. Palla per Mammarella, il rinvio lungo non c'è, allora si riparte da Avellino con calma. L'acqua e Sapone, ancora Sulito, Avellino, Dudu, fraseggio lungo dei giocatori di Bellarte quando sono passati 8 minuti di questo primo tempo. Poi Dudu che non trova i compagni, fuori che Sulito, torna Coco Wellington. Tony Juanfran prova a fare tutto da solo, danza sulla linea, arriva sul fondo, Juanfran fa tutto col sinistro. Conquista comunque un angolo, bella giocata del numero 10 della Kame, protesta anche con l'arbitro. Palla lunga qui per Grippi, ancora un destro di Grippi, ribattuto dalla schiena di Avellino. Ancora possesso della Kame, fuori Nicolodi, dentro di nuovo Ghi. Coco Wellington, Murillo, pressing di Schiocchetto appena tornato in campo. Gioco è momentaneamente fermo. C'era un problema al cronometro sul tabellone. Galante chiama i due capitani. Torna a giocare Giapa, prova a mettere dentro per Bertoni, Dudu lascia passare. Ancora la Kame, palla lunga, qui Jonas Pinto, duello contro il gigante Giapa. Murillo ci mette il fisico, guadagna il pallone, sfonda centralmente, fa tutto da solo Murillo, calcia col destro, questa volta non col suo piede preferito, trova di nuovo la spaccata di Pietrangelo. Grande giocata di Capitan Murillo, tutta di potenza. Dopo 8 minuti e mezzo Acqua e Sapone vicina al gol. Battuta per l'Acqua e Sapone, danza di Jonas all'indietro per Murillo che prova a metterla per Ghi sul secondo palo, serve Grippi,
involontariamente, poi lo stesso Grippi recuperato, qui Murillo, tunnel su Grippi, grande giocata di Murillo, poi Ghi ancora per Murillo che alza lo scavino, palla sopra la traversa al 9° minuto, un'azione stupenda di Murillo e Ghi. Murillo davanti alla porta alza di qualche centimetro la mira. Ancora Ghi che manovra, tenta la conclusione della distanza, murato da Grippi, Schiocchet lungo per Giapa, non lo trova però, allora l'acqua sapone ricomincia con Jonas, poi Ghi all'indietro per Coco, ancora su Murillo, continua il possesso dell'acqua e sapone, qui sbaglia tutto Coco insistendo nel fraseggio con Murillo, può recuperare Jonas, Ghi, ancora un passaggio sbagliato, Ghi per Murillo, la palla in fallo laterale, di nuovo possesso della Came, Daniel Ramos sulla battuta, all'indietro per Grippi, Schiocchet, sempre col doppio pivot Silvio Rocha, Ramos e Giapa, qui fa tremare la porta Ramos, un colosso dal punto di vista fisico, il numero 99, poi Ghi che si allarga, la va a mettere sul secondo palo, non arriva in tempo nessun compagno. Fuori Giapa e Ramos, adesso dentro Juanfran e Bertoni, scambio tra i due in bello stile, Mammarella fuori dall'area in scivolata, palla fuori sugli spalti, Bertoni, Mammarella che evita l'angolo su questo anticipo, Avellino, Murillo sul lato destro, va a sbattere contro Grippi che poi alza il pallone per Schiocchet che prova ad arrivarci, Avellino ci mette il corpo, recupera il pallone, fa ripartire l'acqua e sapone, c'è Gesulito, prova il tunnel su Jonas, non riesce, altro possesso riconsegnato alla Came, ora Grippi rallenta, fuori Schiocchet, dentro Ugherani, Schiocchet che protesta con il cronoman, gestisce tutto Rocha, Nicolodi, palla sul sinistro, da troppo lontano, è entrato Ugherani intanto nella Came, qui Grippi che prova a saltare Avellino che alza le mani, non l'ho toccato, infatti si continua, non c'è fallo, Gesulito, Nicolodi, Avellino, ancora grande possesso dell'acqua e sapone, Jonas che va sul fondo, posizione impossibile per calciare in porta, ti trova l'esterno della rete il numero 20. 8 minuti e 15 all'intervallo di questa partita, ora approfittiamo per andare a dare un'occhiata anche agli altri campi, qui controllo di Giapa, a rischio probabilmente con un braccio, infatti Galante lo ammonisce proprio per questo, ha ammonito Giapa Vieira. Dopo 11 minuti e 49 secondi del primo tempo.
Sugli altri campi c'è Latina Pesaro 1-1. Con i gol di Jander e Mauro Canal finora. Aniene Signor Prestito CMB 2-1, partita iniziata alle 19:30 però, quindi è entrata nel secondo tempo. Caos Mantova Feldi Eboli 1-0, Real Arzignano Lido di Ostia 1-1, Sandro Abate e Color Max Pescara 2-0. Intanto nuovo Avellino contro Giapa, qui c'è fallo di Avellino con cartellino giallo per Luciano Avellino. Dopo 12 minuti e 46 ammonito Luciano Avellino e ora c'è time out chiesto dalla Came. Tenta la punizione di Ramos, il sinistro a giro potente ma alto. 7 minuti e 13 alla fine del primo tempo, 0-0 al Palarigopiano. Marella deve rigiocarla, serve Jesulito, largo sulla destra, duello spagnolo con Juan Fran, poi Nicolodi a servire Avellino, pressato da Ugherani, di nuovo per Jesulito. Prova a uscire dalla pressione l'acqua e sapone. Jesulito per Ghi. Si richiude tutta davanti alla porta di Pietrangelo la Came. Poi Nicolodi sbaglia il servizio per Ghi. Ricomincia la Came. Bertoni, Juan Fran, ancora Bertoni, poi Grippi. Il pressing di Ghi, frenetico definiremmo. Di nuovo rimessa della Came a 6 minuti e 43, Edgar Bertoni, classe 81. Uno dei grandi del futsal italiano e anche riconosciuto fuori dai confini per tante partecipazioni anche alla UEFA, mai vinta, ma una Final Four giocata a Barcellona con la maglia della Marca. E qui c'è Nicolodi da posizione invitante col sinistro, calcia dietro la rete della porta di Pietrangelo muovendola, da un effetto strano.
Juanfran ritarda la battuta, Galante lo richiama, Avellino protesta. Avellino per Nicolodi. Nicolodi prova a saltare Grippi, non ci riesce. Grande partita finora del capitano della Came Grippi, che, come si dice, cuce il gioco, difende, poi attacca, va a proporsi per calciare sui calci piazzati il numero 20 della Came. Stasera partita di sacrificio per molti dei giocatori veneti, perché i cambi sono ovviamente ridotti. Ancora Ramos contro Dudu, quello tra due lottatori, poi il fallo viene fischiato contro l'Acqua e Sapone Unigros, e il terzo, quindi sono 3-3 i falli da una parte e dall'altra a 5 minuti e 48 prima che suoni la sirena di fine primo tempo. Problema per Pietrangelo, che ha detto un crampo, ha detto all'arbitro probabilmente. Si rialza senza problemi forse Pietrangelo, ma intanto Silvio Rocha approfitta per una mossa che non ci aspettavamo. Subito Ugherani, portiere di movimento, per far riposare Pietrangelo. Nel frattempo la Came prova a rischiare una carta importante. Subito qui Ugherani sul secondo palo. Torna in campo Pietrangelo dopo questo break con il portiere di movimento a 5 minuti e 45 dalla fine del primo tempo. Qui Bertoni si ritrova la palla sulla punta del destro, calcia forte, Mammarella in spaccata. Fa un movimento strano Mammarella, si tocca una caviglia sinistra con la mano. Va anche Marangi di Brindisi ad accertarsi delle condizioni del portiere nerazzurro. Tutto ok, si ricomincia, c'è di nuovo Ugherani, portiere di movimento, ed è lui che batte l'angolo. 5 contro 4 Camedosson a 5 minuti e 35 dall'intervallo. Possesso dei veneti, Bertoni e Schiocchetto. Manovra lenta e paziente della Came, questa Sapone disposta tutta davanti a Mammarella. Il Coco che sporca il tiro, si avventa sul pallone Ghi, non ci arriva per poco, coperto da Schiocchetto, e ancora possesso Came, quindi Ugherani rimane in campo, vedete larghissimo sulla destra con la maglia rosa numero 8. Bertoni è l'ultimo, calcia lungo, va a cercare Ugherani, sbaglia tutto. Ma la Sapone ricomincia lentamente, quindi Pietrangelo può rientrare. Qui Coco perde palla contro Bertoni. Grippi calcia subito, ribattuto. 4:51. Pietrangelo stava uscendo di nuovo, questa volta Rocha facendo di no, niente portiere di movimento adesso. Si torna al 4 contro 4. Pietrangelo è lui a uscire dai pali questa volta, a impostare il gioco. Dudu anticipa però Giappa, proprio Dudu! Gran gol di Eduardo Farias. Dudu, l'Acqua e Sapone sblocca la partita in un momento di calma, di stasi. Esce fuori il duetto con Coco Wellington. 15 minuti e 18 secondi. Dudu, Acqua e Sapone in vantaggio.
partita si è sbloccata, in questo momento è ferma per permettere all'idolo del Pala Rigopiano, Angelo Colantoni, il nostro tuttofare, di asciugare il parquet davanti agli occhi dell'arbitro. L'acqua e Sapone è passata in vantaggio, tutto sulla fascia destra, pochi tocchi a grandissima velocità. Dudu recupera il pallone, scambia con Coco che lo mette davanti a Pietrangelo e poi con il destro il difensore nerazzurro fulmina Pietrangelo, tiro angolatissimo e potente. Qui Ghi cerca Murillo sul secondo palo, anticipato da Schiocchet Murillo. Un gran gol di Dudu, il terzo in campionato. Dopo la doppietta di Latina aveva saltato la partita, l'ultima partita casalinga contro Sandro Abate, tornato in campo, timbra di nuovo il cartellino. Il difensore è arrivato dal Tubarão, classe 96, italo-brasiliano, giocatore che sogna di vestire la maglia della nazionale italiana, come ci ha dichiarato nell'ultima intervista rilasciata al sito dell'Acqua e Sapone Unigros. Chiare discendenze italiane, Eduardo Alano Farias, detto Dudu. Quindi Musti sicuramente starà annotando le sue prestazioni per il rilancio dell'Italia. Qui Bertoni si sistema il tiro, Mammarella ora vede Jonas vicino alla porta, rilancio di Mammarella va quasi in porta da solo senza essere toccato, mentre Pietrangelo tornava tra i pali. Qui Avellino anticipo su Giapa, poi si porta fuori il pallone. 3 minuti e 25 all'intervallo e ora Roscia insiste con Ugherani, portiere di movimento. Se prima era una mossa un po' azzardata, un po' rischiosa, adesso è un tentativo per rientrare in partita prima dell'intervallo. Forse vede anche, comincia a vedere segni di stanchezza dei suoi 6 giocatori a disposizione oggi, 6 più Ugherani, che sulla carta sarebbe stato indisponibile, doveva essere distinta per onor di firma, ma vista l'emergenza e le condizioni discrete del numero 8 Roscia lo sta sfruttando, quindi diciamo 6 e mezzo i giocatori a disposizione del tecnico della Camera. Il Bertoni pressato da Coco, regala il pallone all'Acqua e Sapone, proprio Coco contro Bertoni, Coco lo salta, fa tutto da solo e segna un gol meraviglioso. Coco Wellington, il direttore d'orchestra dell'Acqua e Sapone Unigros, segna un grande gol a 17:06, 2-0, pesantissimo nell'economia di questa partita. Coco Wellington, 2-0. Ha raddoppiato l'Acqua e Sapone Unigros. Jonas, pressione, Murillo contro Grippi. Roscia adesso non pensa al portiere di movimento perché non è in possesso del pallone. Bello il rinvio lungo di Pietrangelo col destro sulla testa di Giapa, che era rimasto solo. Colpo di testa del numero 12, fuori di poco, tornato in campo Chesulito, poi Jonas, Avellino, nuovo Chesulito sulla sinistra, l'indietro per Jonas, pressato da Daniel Ramos. Murillo contro Jonas, si scontra frontalmente con Grippi, ma la palla è buona, si continua a giocare. Ramos arriva al limite, Mammarella con il piede, Avellino poi fa respirare mettendo la palla in fallo laterale. 1 minuto e 51 all'intervallo. Acqua e Sapone Unigros 2, Camedosson 0. Ancora Giapa, si porta il pallone fuori.
Qui Ramos si aggiusta la palla con un braccio e viene ammonito anche lui, come era successo al suo compagno di squadra Giapa. 2 ammoniti per la Kame, entrambe per comportamento non regolamentare. Ed è il quarto fallo della Kame a 1 minuto e 40. Dalla sirena. Qui Avellino prova a impostare l'azione in un fazzoletto, non trova lo spazio per uscire, concede la rimessa alla Kame. 1 minuto e 30 all'intervallo. Giapa, Daniel, scambiano i 2 pivot, poi Giapa largo sulla destra, Murillo gli ringhia davanti, fa uscire il pallone in angolo. Occhio a Ramos che è largo, pronto a sparare col sinistro, poi Grippi, bomba di Grippi e Mammarella, il portiere più forte del mondo, con le mani e con un balzo felino gli dice di no. Una specie di rigore con la palla in movimento per Grippi. Grande parata di Mammarella. Si dispera Grippi, l'aveva vista dentro. Ancora 1 minuto e 17 la Kame che insiste. Guadagna un altro angolo con Schiocchet. Batte ora Ramos. Palla sporcata da Avellino, ancora angolo, ancora Ramos. All'indietro Schiocchet controlla col sinistro. Serve ancora il suo numero 99 che ci prova col tacco. Trova Avellino e Jesulito, recupera Avellino, prova a fare tutto da solo, largo sulla destra. Va giù Avellino ma guadagna una rimessa laterale. Jesulito con molta calma. All'inizio dell'ultimo minuto del primo tempo appena scoccato, ricomincia da Dudu, poi Nicolodi, la palla un po' lunga, Jesulito ne vuol sapere, la mette fuori. ...48 secondi alla fine del primo tempo. Grippi, Daniel, occhi negli occhi con Dudu, scambia con Schiocchet. Daniel, Schiocchet si allunga il pallone, se lo porta fuori. Ricomincia l'acqua, pone Unigros davanti alla propria area di rigore. Ecco Avellino, Jesulito, scambiano i 2, poi Avellino prova a saltare, Schiocchet si porta il pallone fuori di pochissimo. 30 secondi alla fine del primo tempo, pronto a rientrare per l'ultimo scampolo di partita della prima parte di gara Juanfran, forse però a fianco a Rocha con la pettorina arancione, qui di testa a Giapa. Nulla di fatto. Si ricomincia, Jesulito, Dudu. Ancora Dudu, giocata su Giapa, fa ricominciare Jesulito, scambia con Nicolodi. Ora l'acqua Sapone non ha fretta di imbucare né di andare in verticale. Dudu fa una grande giocata, però crea la superiorità dal nulla. Jesulito, vincono il contrasto i giocatori della Kame a pochi secondi dalla fine. Arriva Avellino su Giapa, 2 secondi alla sirena, applausi per Luciano Avellino, uno degli idoli dei tifosi. C'è anche uno striscione per lui, oltre allo striscione degli amici del centro Maracanã di Velletri, del fan club di Stefano Mammarella, che vedete proprio alle spalle di Grippi, che sta battendo questa rimessa laterale. Ramos, Grippi, finisce qui il primo tempo. A questa pure Unigros 2, Camedosson 0. Torniamo in diretta per il secondo tempo di Acqua e Sapone Unigros
Came. Si ricomincia dal 2-0 per la squadra di Bellarte, con il gol di Dudu e Coco Wellington. Proprio Dudu in anticipo su Giapa. Murillo pressato da Daniel, poi riesce a servire Dudu, fa uscire l'acqua e sapone. Dudu e Coco, bello stile. Poi Ghi, finora marcato stretto da Grippi. Qui Ramos, gran palla di Ramos sul secondo palo per Schiocchet, gol dell'ex. La Came accorcia a sorpresa dopo 29 secondi del secondo tempo. Il gol dell'ex di Schiocchet, 2-1. Grande approccio della Came nel secondo tempo, stupisce tutti la squadra di Rocha. 2-1, partita incertissima, tutta da giocare. Qui Giapa solo davanti a Mammarella, che ci mette il corpo al limite dell'area. Pietrangelo per Grippi, capitano contro Dudu. Marangi prima segna la rimessa all'acqua e sapone, poi cambia idea. Rimessa dice che è per la Came, quindi si ricomincerà con la battuta di Schiocchet. Grippi, Schiocchet, la palla adesso è uscita fuori, 1 minuto e 20, dato già via di questo secondo tempo. 2-1 per l'Acqua e Sapone Unigros. Per chi non si fosse ricollegato subito, Murillo Schiocchet ha segnato dopo 29 secondi, il gol che ha accorciato le distanze. Grippi con l'esterno per Giapa, controllo di Giapa, ma Coco alla meglio, fa ripartire i suoi. Poi Murillo, tante occasioni mancate dall'Acqua e Sapone nel primo tempo, oltre ai 2 gol segnati, e ora con risultato in bilico il gol di Schiocchet riapre tutto. Dudu contro Grippi e Schiocchet, alla meglio il numero 30. Poi Ghi, lontanissimo dalla porta, prova a fare tutto da solo, guadagna una rimessa in attacco. Dudu, Ghi, possesso dell'Acqua e Sapone, ancora Dudu. Qui la palla di Ghi che rischia di essere agganciata da Schiocchet, poi Murillo gioca un po' frettolosamente. Giapa, Coco che va a terra, prova a recuperare, ma Giapa mantiene il possesso, serve ancora Schiocchet. Ora una buona Came in questi 2 minuti e mezzo della ripresa. Poi Dudu che viene spinto da Ramos già ammonito, tra l'altro rischia qualcosa con questa spinta abbastanza plateale su Dudu. Il primo fallo del secondo tempo, fallo della Came Dosson.
Murillo si è portato il pallone fuori. Ugherani veloce per Juanfran, palla un po' troppo all'indietro per Schiocchetti che deve ricominciare da Grippi. Schiocchetti di prima per Ugherani, controllo difficile per il numero 8 che però mantiene il possesso del pallone. Bella giocata di Juanfran, pulita per Schiocchetti, sinistro alto, poi Ugherani non permette a Mammarella di rinviare. Prova ad andare in anticipo, Pierangelo si tuffa bene ma sporta il pallone fuori. Murillo il sinistro di controbalzo, Pietrangelo non si distrae. Ancora una palla della Cam, finisce però tra le braccia di Mammarella che rinvia lungo per Coco. Il ritorno di Grippi. Torna in campo Resulito con Avellino, Jonas e Coco Wellington. Questo pone senza il pivot adesso in campo. Rientra Edgar Bertoni. Comincia l'acqua e sapone. Possesso perso, Ugherani. Avellino, Resulito vicino alla porta, rischia grosso, Resulito regala il pallone a Bertoni, palla anche deviata. Mammarella difficilmente avrebbe potuto fare qualcosa se la palla avesse trovato lo specchio, ma è angolo per la Came. 4 minuti e 44 sono trascorsi di questa ripresa. 2-1, attenti di nuovo, Resulito, la palla sui piedi di Ugherani. Mammarella, miracolo, il solito miracolo di Mammarella con i piedi senza neanche vedere. Ora veloce l'acqua e sapone, Jonas per Avellino, palla troppo corta però, troppo corta. Ancora Resulito, un passaggio corto per Nicolodi che serve Ugherani, poi Ugherani stremato perde il pallone centralmente. Pietrangelo non si fida di Nicolodi, la butta fuori. Bertoni all'indietro per Grippi, Grippi pesca Juanfran, bravo Juanfran a stoppare col petto, a rimettere sul secondo palo per Ugherani.
Bertoni anticipato da Nicolodi, rimessa della Kame, sta giocando decisamente meglio la Kame nel secondo tempo. 5 minuti e 47 di netto dominio. Qui Juanfran, il numero su Avellino, il rasoterra che beffa Mammarella, passa tra le gambe del portierone nerazzurro che non può fare nulla questa volta, può solo mettersi le mani in testa. 2-2 della Kame e possiamo dirlo meritato al quinto e 54 della ripresa. Tutto da rifare per l'Acqua e Sapone Unicross, 14 minuti alla fine di questa partita, 2-2. La Kame rimette a posto le cose in 6 minuti del secondo tempo, 6 minuti di altissimo livello per la squadra di Silvio Rocha, che aveva pagato la stanchezza a fine primo tempo subendo 2 gol, il primo molto bello di Dudu, il secondo sul pressing di Coco. Ora Nicolodi, finora una prova incolore del numero 21, ci si aspettano grandi cose dal folletto di Mormaso in ombra questa sera. Murillo, Jonas, largo sulla sinistra, tu per tu con Bertoni, poi Jonas cerca di imbucare centralmente per Avellino, regala il pallone alla Kame che ricomincia da Pietrangelo, lungo per Daniel Ramos che ha fatto una gran cosa sul 2-1 di Schiocchet dopo 29 secondi della ripresa, saltato l'uomo e palla sul secondo palo pulita, solo da appoggiare in porta per Schiocchet. Qui finalmente Nicolodi, largo a destra, mette il pallone in mezzo, Avellino recupera il pallone, proprio Nicolodi cerca di metterla sul secondo palo per Jonas, c'è il recupero della Kame. Ancora Nicolodi giù contro Schiocchet, non c'è fallo per Galante. Pressing di Jonas su Bertoni, palla fuori, duello Murillo-Giapa, è tornato in campo Ghi, manca anche un guizzo di Ghi qui dalle parti di Pietrangelo, non riesce a trovare la porta questa sera il numero 11 nerazzurro, marcato dall'altro gigante dell'altra parte, Daniel Ramos. Angolo che andrà a battere Dudu.
Murillo, palla lunga per Ghi, ancora la Kame che recupera, Dudu però ricomincia da Mammarella, Jonas Pinto ancora sulla destra, poi cambia il campo giocando con Murillo. Murillo, murato da Schiocchet, angolo per l'Acqua e Sapone, si alza anche il grido dei tifosi. 11 minuti e 20 secondi, 19 da giocare ancora. Angolo di Coco. Attenzione a Giapa col destro, un diagonale, c'era anche Bertoni sul secondo palo, palla che sfiora la porta. Juanfran, tu per tu, Mammarella fuori dall'area, la spaccata, grande parata di Mammarella, poi Coco e Dudu che fatica a tenere il pallone, protesta con l'arbitro, forse il pallone non era uscito tutto, ma Marangi è posizionato sicuramente meglio di noi, quindi ha visto il laterale, fallo laterale sia per la Kame. 10:44 alla fine della partita, belle giocate anche di Juanfran, questo ragazzo di 20 anni della cantera del Barcellona. Ancora una rimessa per la Kame, manca un po' di precisione l'Acqua e Sapone Unigross. Giapa contro Dudu, fa buona guardia come sempre il numero 30 nerazzurro. Va a battere Schiocchet, la rimessa in attacco, Coco non si fa sorprendere da Juanfran, ha toccato lui per ultimo, ora è angolo per la Kame che con Giapa cerca Juanfran sul secondo palo, non lo trova per poco, ma è una Kame che sta giocando un secondo tempo davvero da grande squadra. Giapa, il pressing su Dudu, esce anche Mammarella che poi si deve rifugiare in fallo laterale. Ancora Giapa ci prova con il tacco, c'è Dudu, Coco, tutti provano a strappargli il pallone, ma il numero 12 della Kame guadagna ancora una volta un calcio d'angolo. Sta giocando con tutte le sue forze Giapa Vieira. Grippi dalla distanza, Coco e poi di nuovo Schiocchet in una palla che danza nell'area di rigore sulla rimessa di Coco Wellington. Segna ancora la Kame Dawson. 10 minuti e 08, doppietta dell'ex Murillo Schiocchet.
clamoroso al Pala Rigopiano. La Camedosson ha ribaltato la partita in 10 minuti di questo secondo tempo. Irriconoscibile l'acqua e sapone dei primi 10 minuti del secondo tempo rispetto a quella della prima parte di gara. Ora Coco col sinistro, rimessa dal fondo, Pietrangelo, poi Ramos non riesce a controllare, Avellino riparte, Coco che salta tutti di nuovo, Ugherani da terra, poi Coco, serve Jonas e poi Avellino col destro, fuori misura. Tanto Sandro Abate e Avellino Color Max 4-2, Caos Mantova Eboli 5-1, Latina Pesaro 1-3, Arzignano Ostia 2-2, Genova Catania 1-0, iniziata però alle 21, Petrarca Padova Rieti 0-0, iniziata anche questa alle 21. Jonas, ora Jesulito portiere di movimento per Bellarte, e l'acqua e sapone che deve rimediare subito il pari, c'è sempre lo zampino di Coco, questa volta per Murillo. 3-3 dell'acqua e sapone Unigros, ne vedremo ancora tante. 11 minuti e 6 secondi della ripresa, Murillo firma il pari, l'acqua e sapone rientra subito in partita. Murillo, Coco, ora la partita è incandescente. Monito Coco Wellington, avete sentito dallo speaker. Segniamo anche questa nel live che ovviamente vi offriamo sempre sulla pagina Facebook dell'Acqua e Sapone Unigros. Attenti a Juan Fran. Coco che è il quarto ammonito di questa partita, 2 per parte, insieme ad Avellino e a Giapa e Ramos della Camedosson. Qui va giù Juan Fran, c'è fallo schiato contro Avellino, è il primo fallo dell'Acqua e Sapone. 1-1, situazione falli, 3-3 il punteggio, 8 minuti e 27 ancora da giocare. Non cambiate canale, diremmo, perché qui c'è ancora molto da vedere. La punizione di Daniel, trova ancora una volta una deviazione col tacco di Murillo, la palla che esce di pochissimo, rischiata una beffa incredibile. Tanto il Rieti è passato in vantaggio a Padova con l'ennesimo. Qui il gol di Daniel Ramos, ancora una volta implacabile Daniel Ramos, segna un gran gol. Continua la giostra del gol. 11 minuti e 41 secondi, 3-4 e di nuovo portiere di movimento dell'Acqua e Sapone.
Jesulito, Coco, Jonas, Avellino, Jesulito ancora per Murillo, la palla di Murillo a rimorchio per Avellino, a botta sicura. Che parata di Pietrangelo, qui salva tutto il portiere pescarese della Camedosson. Grande occasione per l'Acqua e Sapone con il portiere di movimento. Insiste la squadra di Bellarte, crea problemi alla Came giocando sul lato destro con il mancino di Murillo che rimette la palla. Prima ha calciato direttamente in porta, questa volta ha rimesso la palla per Avellino. Ora si spostano Murillo e Jesulito, va Jesulito col sinistro forte, Jonas sulla faccia di Pietrangelo praticamente, ma era difficilissimo far arrivare il pallone in porta. Lo specchio per il tiro era molto ristretto. Jesulito ancora largo per Murillo, ancora centrale per Avellino, nella porta vuota sfiora il quinto gol la Came. Bisogna comunque rischiare adesso per l'Acqua e Sapone Unigross. 6 minuti e 50 da giocare, 3-4. Avellino, Jonas, circolazione di palla dell'Acqua e Sapone, Coco. Avellino per Jesulito che sfonda centralmente, gran palla di Coco per Avellino ed è il 4-4. Il 4-4 dopo 13 minuti e 42 secondi. 4-4 dell'Acqua e Sapone Unigross. E non ci crederete, ma c'è sempre lo zampino di Coco Wellington anche in questo gol, firmato da Luciano Avellino. 4-4, 6 minuti e 18 ancora da giocare. (13 minuti e 42) il momento in cui segna Luciano Avellino. 4-4. Ora Jonas, il controllo all'indietro per Coco che ridà le palle a Jonas con grande intelligenza, poi arriva Murillo. Avellino questa volta con calma, ricomincia da Mammarella. Qui lo scambio, Grippi, un brutto fallo su Jonas, il triangolo con Coco. Questo era un fallo potenzialmente da cartellino, invece Marangi, Grazia, Grippi, comunque non era tra gli ammoniti ovviamente. (5:52) secondo fallo della Came, torna Jesulito a fare il portiere di movimento con la maglia verde. Bellarte vuole tornare in vantaggio e ci prova giocando col 5-4. Ancora Coco, Jesulito, Murillo. Il lato debole della Came, quello dove si muovono i mancini di Bellarte. E Murillo pressato da Bertoni, due tempi ancora Murillo. Coco salta Ogherani, sfonda centralmente, serve Jesulito. Jesulito con calma fa ricominciare i suoi. Non bisogna ovviamente forzare quando si gioca con il portiere di movimento, perché dall'altra parte ci sono giocatori qualitativamente mostruosi. Abbiamo già visto le qualità di Giapaviera, di Bertoni, di Ugherani ovviamente. Ancora Jonas, Jesulito. 4 minuti e 50 alla sirena finale, 4-4 a Palarigopiano. Secondo tempo mostruoso, sono stati già 6 gol in 15 minuti giocati. Ancora Coco e Jonas. Fraseggio calmo, poi Jesulito
ad 1 metro da Pietrangelo, non ci crede neanche lui, il pallone di Jonas passato, poi lo stesso Jesulito con la maglia da portiere di movimento fa una gran parata da portiere, anche se con i piedi era inciampato sul pallone, rischiato l'autogol, in spaccata proprio sulla linea, l'ha buttata fuori, poi via dal campo per far rientrare Mammarella. Ora la rimessa in attacco è della Kame, 4 minuti e 20 alla fine. Ugherani, possesso dell'Acqua e Sapone, Murillo per Avellino, poi Jonas ancora lì dietro per il difensore argentino. Murillo, Coco, torna Jesulito, portiere di movimento. Coco chiama calma, ecco, un gesto strano, chiama anche uno schema probabilmente. Lungo possesso, poi Murillo, secondo palo, Pietrangelo, è pazzesca la parata di Pietrangelo su Avellino. Sul secondo palo Pietrangelo dopo questa parata richiama Galante, probabilmente di nuovo un crampo per il portiere della Kame. 2 o 3 parate incredibili per Pietrangelo nel secondo tempo. Minuti e 30 alla fine. Acqua e Sapone 4, Kame 4. Si gioca ancora col portiere di movimento che è Jesulito. Possesso dell'Acqua e Sapone Unigros nella metà campo dei veneti. Murillo contro Bertoni, poi Ugherani calcia nella panchina dell'Acqua e Sapone, non nella porta. Ancora Jesulito, Murillo, secondo palo per Luciano Avellino che fa doppietta e la ribalta ancora una volta. 17 minuti, Luciano Avellino, 5-4, che partita ragazzi.
Ritorna in diretta, 2 minuti e 55 da giocare. Ora il portiere di movimento lo ha messo la Kame Dosson con Silvio Rocha, in particolare il numero 20 capitano Grippi e non più, come era capitato nel primo tempo, Ugherani, che invece fa parte dei 5 di movimento. Palla subito persa dalla Kame, Jonas cerca la porta vuota, Schiocchet che lo conosce bene, era già nella sua metà campo per parare con i piedi, fa ripartire la Kame. Occhio a questo finale di partita perché davvero c'è molto da vedere. Sicuramente 5-4 per l'Acqua e Sapone Unigros, 7 gol solo nel secondo tempo dopo il 2-0 della prima parte. 2 volte avanti la Kame in questa ripresa, di nuovo ribaltata dall'Acqua e Sapone. Le montagne russe al Pala Rigopiano. Ora il fraseggio della Kame con Ugherani che ricomincia da Schiocchet, Grippi sulla sinistra per Giapa, ancora Grippi, ancora Schiocchet, tanto il cronometro corre veloce, attenti a Bertoni, la palla che di nuovo carambola dalle parti di Grippi, al limite dell'area. Coco ci mette il corpo, l'esperienza, il fisico, tutto quello che ha, la mette in fallo laterale. Fuori Bertoni, dentro Daniel col numero 99, anche lui ha segnato un gran bel gol qui al Pala Rigopiano. Era il gol del momentaneo 3-4 della Kame, poi la doppietta di Avellino ha portato sul 5-4 l'Acqua e Sapone. Qui Giapa, Mammarella si allunga, copre tutta la porta, una grande parata di Mammarella, se ne sono viste alcune anche questa sera di pregio. 1 minuto e 20, Schiocchet, Grippi, Giapa recupera la palla, l'Acqua e Sapone, Jonas con calma ed è il gol del 6-4 di Jonas Pinto. 18 minuti 48 secondi. Forse questo è il punto finale della partita, forse, perché in questa partita veramente non c'è niente di scontato. 18 e 48, Jonas Pinto 6-4. Comincia l'ultimo minuto, ultime chance della Kame Dosson che ha giocato, lo ripetiamo per gli amici di Dosson de Casier, per i tifosi, ma anche per chi magari non ha visto tutta la partita, l'ha vista un po' a spizzichi e bocconi. La Kame Dosson ha giocato un secondo tempo mostruoso qui al Pala Rigopiano, sotto di 2-0, è andata 2 volte in vantaggio in piena emergenza e ora c'è Coco contro Schiocchet. Coco Wellington mette il punto esclamativo, 7-4 nella porta vuota. Ora è finita a 38 secondi dalla fine. L'Acqua e Sapone vince la 12ª partita consecutiva in Serie A e scavalca il Prato di Velasco del 2002 fermo a quota 11. Si prepara quindi alla trasferta di domenica prossima al Pala Nino Pizza. Vi ricordiamo che l'Acqua e Sapone Unigros ha organizzato un pullman per i propri tifosi, basta seguire la pagina Facebook Acqua e Sapone Futsal e contattare la società per iscriversi e per partecipare alla trasferta di Pesaro.
dove l'Acqua e Sapone andrà a giocare il testa a testa per il primo posto contro i campioni d'Italia di Fulvio Colini. Da Orlando D'Angelo è tutto dal Pala Rigopiano. Acqua e Sapone Unicross 7, Camedosson 4.